Monigo e San Paolo, intorno ai plessi scolastici, dove le lezioni sono ricominciate da un mese, serve maggiore manutenzione. Della segnaletica stradale innanzitutto, ma anche dei marciapiedi. A chiamare le telecamere di Rete Veneta, preoccupato per l'incolumità dei bambini, è un volontario del servizio scuole. Un nonno vigile, si diceva una volta. I problemi sono tre, però che dei 50 all'ora va via come matti, invece da mettere i 30, che so che a prossimità delle scuole, che dei 30 all'ora, anche a Santa Bona. Passato pedonale proprio non si vede e mi risponde in continuazione dove è che sei passato e mi risponde così: piedi bus, non si vede i cartelli, ha già l'obbligo di fermarsi e anche là i pronto perché non dovrebbe fermarsi. Insomma, queste sono tre robette, non è tante cose, però si potesse dare un occhio. Servirebbe anche maggiore pulizia adesso che comincia l'autunno. Le foglie in terra qua, i bambini, ieri l'altro che pioveva, scivola e si fa male, è già capitato, però mi penso che una volta a settimana, non dico tutti i giorni, ma dovrei passare, manco davanti a scuola. Quando chi si è fatto male, l'unica che mi risponde in questa assicurazione, cose qua. Problemi che il telespettatore segnala a Monigo, ma che dice si ripetono anche nel vicino quartiere di San Paolo. Foglie, potatura degli alberi, chi potrebbe farla, non tagliarli, potarli, e dopo che c'è solo il piazzola del cemento, che si potesse, i poteri superiori ai 12-13 anni, da giocare il pallone al campo sportivo. E qua saranno i poteri piccoli, perché cos'è 4 o 3 mesi a 4 che vi fuori dall'asilo nido, li gioca qua, no? E che se do tre robette, sono sempre piccole cose, però non che sei cartelli, neanche là i cartelli non che sei. Preoccupazioni da vigilante e da nonno. Bisogna dargli un piantino di garanzia in manco i poteri. Mica l'ho facendo il mio lavoro qua, però manca tutto il resto, ma per me.